presente in visita al Roncadin, dove oltre a conoscere una nuova linea produttiva è stato anche presentato l'idea di un nuovo progetto sulla filiera biologica. È stata sicuramente l'occasione per vedere all'opera la quinta linea di produzione, che ha significato anche nuovi posti di lavoro. Dall'altra c'è la presentazione di un progetto estremamente interessante, una filiera corta per la produzione della mozzarella, in particolare della mozzarella di bufala, per l'utilizzo proprio da parte dell'impresa Roncadin per le proprie pizze. Credo che sia molto importante perché da una parte riesce a trascinare il territorio, che però deve impegnarsi su una produzione biologica, e dall'altra abbiamo già la possibilità di avere un prodotto presente sul mercato, quindi tutto l'interesse da parte della Regione di poter accompagnare un'iniziativa imprenditoriale così importante. Assessore Sciaurli, il progetto di filiera presentato qui alla Roncadin va nella linea seguita anche dalla Regione, in particolare nel piano di sviluppo rurale? Da un lato va segnalato che quando un'azienda sana, che ha interessi ormai internazionali, direi in tutto il mondo, si rende disponibile e prova anche a creare delle filiere locali che facciano crescere l'intero indotto agricolo e agroalimentare regionale, credo già di per sé sia una scelta importante che la Regione, per quanto di sua competenza, deve seguire con attenzione. Poi ovviamente va davvero in quelle che sono le linee guida del piano di sviluppo rurale di questa regione, il biologico, la filiera e la messa a rete delle nostre imprese e delle nostre capacità competitive, la sostenibilità ambientale, quindi mettere insieme questi assi portanti del nostro piano di sviluppo rurale anche con la ricerca di dare massa critica e di dare valore aggiunto a un settore che spesso è in crisi come quello lattiero e caseario, credo che ovviamente sia un progetto e un'idea a cui l'istituzione deve guardare con grande attenzione.